Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati, Primus Inter Pares, appuntamento del lunedì, del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Il lunedì abbiamo parlato di una tematica importante, questa sera ne parleremo di un'altra che è quella che riguarda le scuole, quella che riguarda i centri estivi, dove andranno i nostri ragazzi, ce lo chiedono tante mamme, tanti genitori perché ovviamente lavorano. Cercheremo questa sera con ospiti molto importanti di capire cosa succederà da qui nei prossimi mesi e soprattutto anche in prospettiva se queste scuole termineranno oppure no, se saranno promossi o meno. Insomma, rimanete con noi, mandate pure messaggi, telefonate, cercheremo di capirne di più da questa puntata con ospiti. Inizio a presentarli il preside dell'Istituto Alberghiere di Abano, Carlo Marzolo. Buonasera, grazie di essere con noi. Poi l'assessore alle politiche educative e scolastiche del Comune di Padova, Cristina Piva. Buonasera anche a lei. E la psicoterapeuta, psicologa Valentina Bosco. Buonasera a tutte, grazie ovviamente di essere con noi. Collegata e per parecchio con noi abbiamo già Elena Dorazzan, che è assessore all'istruzione della Regione Veneto, tra poco la vedremo, però con ordine. Andiamo da Elisabetta Corazza, che saluto dalla redazione. Buonasera Elisabetta. Buonasera a te Giorgio, benvenuti ai nostri ospiti e a chi ci segue da casa. A loro in particolare ricordo i numeri per partecipare alla trasmissione, possono telefonare allo 049 80 777 53 oppure possono scriverci sms al numero 345 3341 171. Bene, andiamo allora da Dennis nell'altra redazione per darci i numeri della giornata, non i numeri nel senso lato, ma sono i numeri purtroppo che arrivano a noi in inizio trasmissione, e numeri come sempre che cominciano a migliorare ma sempre non piacevoli. Dennis, buonasera. Buonasera, buonasera anche da parte mia. È così Giorgio, vediamo subito in grafica i dati relativi ai contagi nel nostro paese messi questa sera dalla Protezione Civile Nazionale. I casi totali dallo scoppio dell'epidemia sono 187, 327 nel nostro paese. Continua il trend che vede una decrescita degli attualmente positivi, ad oggi sono 107.699. I guariti 54.543, quasi 3.000 in più nelle ultime 24 ore. I deceduti continuano a rimanere purtroppo alti, quelli giornalieri sono 437 che fanno salire il dato totale a 25.085. Andiamo a vedere anche il dato relativo al Veneto, eccoli qui. I casi totali sono 16.738, 334 in più rispetto alle 24 ore scorse. I malati 9.991, anche qui calano gli attualmente positivi. I ricoverati 1.205, 25 in meno in area non critica. In terapia intensiva continua ancora il calo, fortunatamente meno 14, quindi sono 163. I dimessi 2.232, i deceduti purtroppo sono 1.181. Bene, mi calano sempre ovviamente tutti i numeri riguardanti i malati, i ricoverati e anche i dimessi, ovviamente, anzi quelli aumentano per fortuna, però purtroppo il numero di deceduti rimane sempre un numero, per quanto riguarda la nostra regione, purtroppo sempre alto, e speriamo e ci auguriamo tutti che diminuiscano in maniera perentoria. Allora, collegata abbiamo l'assessore Elena Dorazzan, così andiamo a vederla, poi iniziamo, così se me la fate vedere così la saluto molto volentieri. La ringrazio, grazie assessore di essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Bene, allora facciamo così, prima di iniziare andiamo a vedere il servizio che riguarda le scuole chiuse e ovviamente la difficoltà dei genitori. Sentiamo anche cosa dice il virologo Crisanti, sentiamo. Il tema delle ormai prossime riaperture apre il dibattito sulle molte difficoltà che a breve i genitori che lavorano dovranno affrontare per conciliare la chiamata al lavoro con le scuole ancora e definitivamente chiuse. Si è fatto un grande sforzo per preservare i nonni da possibili contagi, ma sembra inevitabile per molte famiglie correre il rischio affidandogli i nipotini per non abbandonarli a casa o indebitarsi con la babysitter. Sul tema riaperture delle scuole esprime la sua opinione anche il professor Crisanti, virologo dell'Università di Padova. Si era già visto che i bambini
bambini non si infettano, no? Però non era mai stato visto sistematicamente bambini che convivevano con infetti in questi numeri, e obiettivamente, e poi, ma la cosa interessante è questa, che noi sappiamo perfettamente che in quel nucleo familiare c'erano persone in grado di trasmettere perché si sono infettate delle altre, quindi una situazione particolarissima. Quindi noi sappiamo che bambini che vivono in nuclei familiari con infettati, che erano in grado di infettare altre persone che poi sono risultate positive al secondo campionamento, non si sono infettate. Allora, cosa significa questo? Significa che i bambini, per ragioni che la scienza ancora non conosce, sono resistenti a questa infezione e se sono negativi non trasmettono. Il problema, io penso, è come portarli sti bambini a scuola, perché chiaramente se poi io mi immagino una bella scuola con tutte le mamme che cominciano a parlare, portano il bambino, le babysitter e tutto, ecco, questo non è quello che si vuole creare, penso. Quindi io di fatto la congregazione di gruppi di bambini non credo che sia una fonte di contagio, il problema è quello che ci sta prima e dietro, ecco. Ecco, iniziamo proprio da questa dichiarazione del virologo Crisanti, che ovviamente per quanto riguarda la nostra regione è stata molto importante. Ovviamente tutti voi conoscete la storia di Vo, che ieri erano 2 mesi, abbiamo già mandato in onda il servizio di Vo e ve lo faremo rivedere questa sera al termine della puntata. Allora ritorniamo, iniziamo proprio con l'assessore Donazzan per chiedere 2 o 3 cose che tutti si chiedono, poi ovviamente parleremo anche delle scuole estive e di tant'altro. Cosa succederà? Se era vociferato, deve essere ancora preso in considerazione a livello ovviamente istituzionale che le scuole sono terminate, che potrebbero essere promossi tutti e si vedrà quello che succederà in virtù anche quello che ha detto il professor Crisanti. Cosa succederà, Elena Donazzan, in un caso o nell'altro? Perché mi sembra di aver capito che le scuole non riapriranno, ma a settembre saranno pronte ad essere riaperte se il governo darà l'ok, e se sì, come? Con che numeri per ogni aula, diminuiti, divisi? Avete già un'idea, un programma, ne avete già parlato e può chiarirlo questa sera eventualmente? Intanto grazie per la richiesta di partecipazione, sono molto felice di stare con voi questa sera. Mi permetta in premessa, perché lei ha fatto una serie di domande, quindi cercherò di essere didascalica ricordando un po' la scaletta che ha dato, però in premessa di ringraziare tutti quegli insegnanti che dal primo giorno hanno pensato come rivedere la propria didattica. C'è tanto amore per l'insegnamento, c'è stata tanta capacità di autoripensarsi, perché con questo brutto termine voglio anche dire che in effetti i nostri docenti sono stati spesso capaci da soli, con il proprio gruppo classe, con i propri docenti del team di riferimento, di rivedere e ripensare la didattica in virtù delle persone che avevano di fronte, cioè di bambini che piccoli delle scuole primarie non potevano certo stare attaccati ad uno smartphone o ad un tablet per troppe ore, quindi immaginando una didattica che potesse essere consegnata, anche affidata ai genitori, e che poi hanno un po' avuto la funzione di tutor, di accompagnamento dei propri figli. Hanno pensato questi docenti ai ragazzi che non avevano la connessione o una connessione scadente, perché è difficile stare 5-6 ore online con materie tutte diverse, discipline che per alcuni aspetti si fa fatica a tradurre con una modalità di didattica a distanza. Abbiamo avuto un corpo docente veramente capace di fare di questa emergenza, in maniera spesso autonoma, alle volte anche sola, di ripensarsi e di mettere prima di tutto la bellezza del rapporto con i propri studenti come priorità. Spezzo inoltre una lancia a favore delle nostre scuole della formazione professionale. Vedete, c'è un aspetto delle nostre scuole degli istituti tecnici, dei professionali, lì avete anche il preside di uno straordinario istituto superiore. Ci sono le scuole della formazione professionale che sono le più fragili anche per l'utenza, che a differenza delle scuole dello Stato hanno obbligatoriamente dovuto andare in classe e dimostrare anche, e abbiamo vigilato, costretti noi a vigilare con anche un ruolo un po' antipatico, di andare ad ispezionare le ore e i docenti, e se c'erano in classe
più del 75% dei ragazzi, perché sono queste scuole finanziate da fondi europei che non fanno sconti nemmeno con la pandemia, che hanno regole molto rigide, molto burocratiche, e quei docenti, se non avessero dimostrato di essere in classe, insegnare con tutti i ragazzi davanti, non avrebbero percepito lo stipendio. Allora, per dire che da quasi 2 mesi, perché questo è il tema, le nostre scuole non stanno facendo mancare il servizio primario che forse solo in guerra o forse nemmeno in guerra viene sospeso, cioè quello della scuola. Insieme alla sanità, la scuola è il settore più colpito, più rivoluzionato, e in tutto questo abbiamo avuto un'assenza dei rapporti, del confronto del ministro con le regioni, non solo con la nostra, Oggi ero in commissione nona della conferenza Stato-Regioni e la critica che è arrivata da tutte le regioni è stata quella di non avere mai avuto un confronto sui temi che lei ha detto e declinato. Allora ieri il Presidente Zaia ha scritto una lettera al Presidente Conte solamente sui temi della scuola, dicendo: ci dite qual è l'evidenza scientifica per cui ai primi di aprile, oggi è metà aprile, ma insomma le prime uscite sono state ai primi di aprile, si è detto hanno finito, ci vediamo a settembre, vanificando, aggiungo io, l'impegno dei docenti e degli studenti. Ma il Presidente scrive: ci dite l'evidenza scientifica per cui adesso stiamo dicendo che l'anno è chiuso? Non è forse il caso, in termini di precauzioni, di attendere maggio, l'inizio di maggio, per poi dire possiamo recuperare qualche cosa? Possiamo tornare a scuola a maggio, a giugno, tutto giugno, perché non sta scritto negli astri che a metà giugno noi chiudiamo la scuola, non c'è scritto da nessuna parte. Se il bene primario è il servizio che noi dobbiamo erogare degli studenti e dobbiamo provare a far recuperare loro pezzi importanti della loro conoscenza che si porteranno come lacune se non riusciremo a recuperare, questo è nostro dovere. Secondo, il Presidente Zaia dice: abbiamo delle alternative alla chiuso tutto, aperto tutto? Mattina, pomeriggio, classi dimezzate, giorni alternati, settimane, per evitare quello che diceva oggi il professor Crisanti, o quando l'ha detto, insomma, al di là dei ragazzi c'è un tema di organizzazione dei servizi, per le scuole superiori il trasporto pubblico, per i più piccoli l'accudimento dei bambini perché i genitori devono tornare a lavorare. Ecco, tutti questi temi, mentre la Regione sta pensando, confrontandosi con tanti docenti che mi danno degli stimoli, che mi danno dei suggerimenti, con le associazioni dei genitori, con il mondo della scuola, ecco, il Ministero è rimasto un pochino silente e l'unica cosa che ha fatto, e chiudo, è stato emanare un decreto scuola, pomposamente detto decreto scuola, che ha di fatto un unico intervento. Ci dice che si farà l'esame di Stato, forse in un modo, forse in un altro. Senta, al di là di, mi sembra di aver capito ovviamente che la decisione, anzi non è che l'abbiamo capito, è così, la decisione viene presa da Roma, ma lei e la Regione che idea avreste in futuro per le scuole? Cioè, sul tavolo di lavoro la Regione Zaia ha fatto una proposta, come l'ha fatto per quanto riguarda la sanità e le decisioni che ha preso anche per la scuola, al Presidente Conte, oppure aspetta che sia Conte a dare le direttive per cosa fare? Guardi, dentro questa lettera ci sono tutti i suggerimenti di un confronto possibile, quindi appunto la tempistica non si decide ad aprile che sono chiuse le scuole. Secondo, abbiamo detto settembre per noi non è un mese da scuola, perché se avremmo modo, visto che stiamo parlando di una economia complessiva, fatta di posti di lavoro anche dei genitori dei ragazzi, settembre può essere un modo per recuperare un pochino di quel turismo, un po' di respiro che sarà, guardi, infinitesimale rispetto alle aspettative che avevamo di questo settore, per fare un po' di economia, per andare al mare, per andare in montagna, per fare in modo che gli studenti del preside, che sono dell'istituto alberghiero, possano fare magari qualche ora di stage che non hanno potuto fare prima. Allora,
Noi abbiamo detto questo, abbiamo detto che secondo noi va studiato anche il modo di creare quel distanziamento sociale che il comitato scientifico, perché nella lettera si dice così, ci dica il comitato scientifico quali sono le condizioni. E noi cercheremo di fare in modo di andare a scuola anche a maggio e a giugno. Questo noi abbiamo scritto, perché queste sono le nostre proposte. Ecco, il problema è, Assessore Donazzà, e poi parlo anche con gli ospiti studio, che gli scienziati, definiamoli così, all'inizio non è che anche loro avevano le idee chiare, essendo un virus un po' sconosciuto a tutti, quindi anche ovviamente scusabili tutti, perché per carità di Dio non ha colpa nessuno, se una cosa non si conosce bisogna andare a tentativi. Ma in virtù proprio di questo, che tutti sono andati e tutti stanno andando a tentativi, perché si deve ancora capire, pensi che io ho sentito che bastano 15 giorni, ieri ho sentito che addirittura dopo che uno è infettato e sta per guarire ce ne vogliono 30, insomma non si capisce bene, all'inizio le mascherine non servivano a nulla, ora sono obbligatorie, cioè un po' di confusione c'è stata per i motivi che ho appena citato, però in virtù di questo bisognerà pur prendere delle decisioni, perché alla fine se è difficile a prenderle, però alla fine si può e tutti devono sedersi attorno a un tavolo e dire quest'anno non si farà più nulla, quest'anno è un anno che promuoveremo tutti, bocceremo tutti, che ne so, decidete, però al popolo, alla gente, a chi va a scuola bisognerà che il governo sia chiaro in questo in tempi rapidi, perché altrimenti se anche qui aspettiamo, per me stiamo perdendo tempo. Allora credo che le persone responsabili dovrebbero fare un piano di lavoro A, un piano di lavoro B, discutere e decidere. Invece mi sembra che sì, promuoviamo tutti, no, non è giusto, ognuno ha la propria idea, però il dato di fatto è che si deve trovare e prendere una soluzione, perché mi sembra che questa storia del virus, mi scusi se mi protraggo, da quanto dice Crisanti, i bambini sono un pericolo, non tanto loro ma tutto il movimento che ne segue, e quindi potrebbero essere portatori non loro ma tra i genitori, tutti i movimenti, gli autobus, i pullman, tutto il movimento che creano potrebbe essere pericoloso. Quindi mi sembra di capire che il professor Crisanti dice no, è meglio finirla qua, ma basta prendere la decisione, santo Iddio. No, io non ho capito così dal professor Crisanti, ma magari ho compreso male io. Il professore invece ha detto delle cose molto, diciamo, secondo me, conseguenziali. Se il problema è l'assembramento delle mamme che chiacchierano, si fanno uscire i figli scaglionati. C'è un'autoregolamentazione che non c'è bisogno dei carabinieri, vero? Per sapere che non ti devi parlare a una distanza minore di 1 metro, 1,5 metri. Non c'è bisogno di avere un carabiniere per ogni mamma, papà o nonno che va a prendere il nipote o il figlio, per pensare che ci deve essere un po' di autoregolamentazione. Viva Dio, siamo gente matura, cresciuta e rispettosa. Dopodiché io sto già pensando, almeno per quanto riguarda le scuole della formazione professionale che dipendono dalla regione su come fare. Stamattina eravamo in una video riunione, ovviamente diciamo riunione, sappiamo che sono tutte così, con queste modalità con cui sta facendo lei l'intervista a me e con i vostri ospiti amabilmente in studio, ma noi stiamo pensando a far recuperare ai ragazzi, che non vogliamo né bocciati né promossi così, far recuperare loro le lacune che hanno. E chi meglio dei docenti di questi ragazzi potrà dirci a questo serve una cosa, a questo ne serve un altro? La Regione, per la scuola della formazione professionale, anche con le distanze sociali che ci dovranno essere, pensa di andare a scuola a giugno e anche a luglio. Pensa di fare gli stage a settembre, se non possiamo farli prima, per il settore del turismo, perché non c'è un ristorante aperto. Ma io non posso non decidere, come dice lei, non posso non avere una linea politica. Per me si deve tornare nelle condizioni di sicurezza che mi deve dire un comitato scientifico. Ma io devo chiedere al comitato scientifico, devo chiedere al comitato scientifico non tanto chiuso aperto, dico, come si può fare a tenere aperto? Questa è la domanda. Come posso riprendere le lezioni? Se mi diranno no, è impossibile, c'è peste, sto a casa. Se mi diranno ci devono essere tot genitori a recuperare i figli, tot ragazzi in classe, saranno delle regole che dovranno essere bene, Assessore. No, è chiaro.
No, voglio sentire anche l'assessore Pia. È tutto chiaro quello che ho detto, però come si farà? Come si fa con le scuole che abbiamo noi, che sono un po' certe, anzi più di certe obsolete? Come si farà per riprendere in sicurezza, in virtù di quello che ha detto lei e in virtù di quello che ha detto anche il professor Crisanti? Assessore Piva, lei cosa ne pensa dopo questo ragionamento iniziale che ci siamo protratti? Io condivido in pieno quello che ha detto l'assessore Donazzan sul fatto che bisogna di chiedere a un comitato scientifico quali sono le possibilità che noi abbiamo di avere in sicurezza l'apertura delle scuole. Dopodiché, in effetti, se il problema sono gli adulti, gli assembramenti, si trova il modo, perché c'è un modo per qualsiasi tipologia di scuola, per quel tipo di scuola che ha quel giardino, sì, che ha quell'apertura. La domanda che le faccio, mi scusi se la interrompo Piva, e che di conseguenza anche alla Donazzan, anche agli ospiti. Alla mattina vanno a scuola i ragazzi, se lei vede alla mattina alle 6 di mattina iniziano i trasferimenti negli autobus, nei pullman e nei treni, devono mettere un pullman per ogni ragazzo che va a scuola, cioè il problema è oggettivo, soggettivo, però bisogna capire, bisogna risolverlo. Come? Perché abbiamo capito tutti di mettere in sicurezza. La Donazzan ha detto non ci vorrà mica il padre, è vero, ha ragione lei, però lei domani mattina migliaia e migliaia di ragazzi vanno a scuola, prendono tutti l'autobus numero 8. È un tema come vanno? Che riguarda, diciamo, i ragazzi che si muovono autonomamente, quindi che vanno alle scuole superiori, quelli che vanno alle scuole medie, che prendono effettivamente un mezzo pubblico. Il mezzo pubblico non è più possibile utilizzarlo nella stessa maniera, perché anche lì ci dovranno essere i posti diradati. Questo è un grosso problema, perché mezzi pubblici non potranno viaggiare pieni come prima, ce ne vorranno di più, ci saranno dei costi molto più elevati, perché logicamente ci vorranno più corse che andranno più a vuoto, diciamo, rispetto a quello che invece... sono tutti problemi che vanno studiati insieme, perché non si può parlare di trasporto senza parlare di scuola, senza parlare di economia, di apertura di uffici, di fabbriche e abbiamo i genitori che non hanno dove lasciare. Mi scusi se sono non arrogante, però, ma come si fa? Cioè, il discorso che fa lei, è corretto, ci mancherebbe, condivisibile al 100%, però domani mattina i ragazzi devono ritornare a scuola, se ritornano a scuola, e devono iniziare la prima cosa nel prendere l'autobus e devono iniziare a avere il trasporto. Chi si prende a carico le spese, come diceva lei, maggiorate di avere più autobus, più trasporti, dividere le scuole? E perché io credo non è stato ancora fatto un piano di lavoro tra comune, tra regione, tra Stato per poter chiarire queste cose agli studenti e alle famiglie? La domanda è, quello che dite voi avete ragione perfettamente. Certo, ma a livello comunale ci stiamo già pensando alla fase 2, quali sono i nodi da sciogliere, però un comune da solo non può fare un piano, ci vuole logicamente una discussione tra vari enti, perché ci sono anche i trasporti nella stessa provincia, all'interno della provincia, quindi è logico che i trasporti o le scuole o gli orari devono avere un tavolo comune prima di partire. Noi in comune ci stiamo già pensando per certe cose, ma ci accorgiamo che la vastità del problema è tale per cui ci vogliono più tavoli e ci vogliono... ci vuole prima la cornice del problema, perché senza la cornice del problema non riusciamo poi a mettere insieme le varie soluzioni. Una cosa che va bene per uno non va bene per l'altro, mentre mettendola insieme... Mi sembra di capire che è un problema difficile da risolvere, però mi sembra di capire anche che non è nemmeno, da quello che mi dice lei, mi dice la sua Donazzan, non è stato preso, cioè, quanto tempo ci vorrà per prenderlo davvero in considerazione? Io delle volte mi arrabbio, ma non mi arrabbio come ci manca, perché fate dei ragionamenti che sono corretti, ci mancherebbe altro, però bisogna prendere una decisione, santo Dio, o sì o no. Cioè, o sì o no, Donazzan, o si riprende o non si riprende e si studia il modo per riprendere a ottobre, a settembre. Ma non è così. Prego. Non è così, mi spiace per il suo piglio decisionista, io sono convinta di superare la destra in questo, ma non è così.
Vede, siamo di fronte a una cosa che nessuno avrebbe mai immaginato, una pandemia che blocca la libera circolazione delle persone, in un tempo della storia in cui si pensava che il diritto acquisito più importante, peraltro in Europa, era non avere confini, che non fosse alcun tipo di controllo. Non è, vede, una sola volontà di apriamo le scuole, facciamo vedere che abbiamo aperto le scuole o chiudiamo le scuole così diciamo a tutti liberi tutti. No, non è così. Non è così perché? Perché la didattica a distanza sta funzionando e bene, perché riteniamo che i gruppi classe debbano tornare ad esistere per una socializzazione degli studenti, perché gli studenti delle scuole superiori hanno bisogno di un trasporto, ma potrebbe anche non solo sufficiente decuplicare i trasporti, perché vede, se lei prova a mettere in un autobus delle persone a una distanza di 1 metro, le conviene portarle a scuola con il taxi, perché non esiste un autobus che tenga una persona ogni metro, neanche con mascherine, guanti eccetera. Il comitato scientifico ci dirà che mascherine e guanti eccetera sono sufficienti, allora gli autobus potranno avere più di una persona ogni metro di distanza, ma si può andare in bicicletta, si può andare accompagnati dai genitori, si può andare scaglionati, si può andare un giorno sì e uno no, perché anche i 200 giorni sono saltati, che erano il paradigma con cui un anno scolastico era di norma considerato vigente. È cambiato il mondo, non è che possiamo dire come pensa lei, si torna come prima in classe e non si torna più. Mi sono spiegato male, Don Assessore, io non voglio che ritorni come prima, ci mancherebbe altro e non c'è neanche motivo, forse mi sono spiegato male, non è proprio questo che io ho detto, io dico che bisogna prendere delle decisioni. Lei ha detto poc'anzi, i ragazzi possono oggi interagire con la tecnologia da casa, bene, facciamo sì che fino a quest'annata si studia da casa, cioè io dico, prendete le decisioni. Mi spiace, le contesto anche. No, non è una decisione. Sbagliato anche decidere così, perché vede, lo può dire e poi sto zitta perché sennò parlo solo io, lo dirà spero il preside, non è che la mancanza di socializzazione per i ragazzi o il fatto che si possa comunque fare didattica a distanza attraverso un telefonino sia esaustivo di un rapporto maestro discente, di un rapporto tra pari, di un gruppo classe, di docenti che ogni tanto si vedono, non è una forma alternativa alla didattica a distanza, è una modalità con cui possiamo recuperare molte ore, ma bisogna fare in modo che i ragazzi tornino a vivere una vita. Ma stiamo pensando la stessa cosa, io non voglio contraddirmi, io la penso come lei, non è che la pensa diversamente anche quello che ha detto l'assessore Piva, cioè mi vede d'accordo, io vi dico solo, il motivo di socializzare è importante, il motivo del trasporto è importante, io dico trovate una soluzione A, B, C, visto che è momentanea ed è provvisoria finché questo maledetto virus non sparisce, trovate una soluzione, perché se sul tavolo di lavoro dovete ancora decidere, non lei, il governo, mi scusi, è grave. Io dico una decisione in virtù di quello che sta succedendo, qualcuno la deve pur prendere, tenendo presente tutto quello che ha detto correttamente lei, quello che ha detto correttamente l'assessore Piva, però bisognerà pur prendere una decisione. Ecco, io non sto dicendo il contrario di quello che dice lei, io dico bisogna socializzare, bisogna dividere le persone, bisogna alternarli a scuola, bisogna diminuire i ragazzi nelle aule, bisogna fare tutto. Io sono d'accordo con tutti voi, io dico solo una cosa in più di voi. Qualcuno deciderà in tempo breve, oppure quanto tempo ci vorrà? E questa è la mia domanda conclusiva, Assessore. Non in discussione quello che ha detto lei, perché sono concorde su quello che ha detto lei, è tutto normale, è giusto, però si prende questa decisione oppure quanto ci vorrà per prendere questa decisione? Questo è il ragionamento e la domanda che vi faccio. Assessore? Mi sta sentendo? Mi sta sentendo? Era rivolta a me. Sì, no, era per lei, è nel ragionamento che condividiamo tutto quello che state dicendo. Io dico solo una cosa in più, dico, decidete, no? Sì, la sto sentendo, spero anche voi. Sì, certo. Abbiamo problemi, la sentiamo meno bene di prima. Assessore Pia, vuole dire lei nel frattempo? Perché abbiamo anche collegato, così andiamo a salutarlo, Stefano Armelini, che è il direttore di Villa Grimani dell'International School di Padova, che tra poco lo vedremo, così chiederemo anche a lui, ovviamente vengo anche da voi, poi avrò molto tempo per parlare. Però il concetto è solo questo, cioè io dico solo che vengano prese decisioni. Buonasera direttore.
Buonasera a lei e a tutti i suoi ospiti. Grazie che lei di essere collegato. Ha capito, assessore? Io dico, la prima solo cosa... questo, perché se ragioniamo di quello che state chiedendo e nel dire tutti i problemi che ci sono, siamo tutti d'accordo, non è che... Cioè... Sì, la prima cosa importante secondo me è stabilire dal Comitato Etico Sanitario quali sono i criteri per cui i bambini possono stare insieme, possano lavorare insieme, i ragazzi. Dopodiché io credo che ci voglia un tavolo comune per capire se stanno insieme, se stanno tutti insieme, se hanno bisogno di un certo spazio. Allora si potrà pensare magari a una modalità alternata, si potrà pensare a metà classe a casa, metà classe a scuola e poi alternare. Cioè bisogna partire prima dai dati medici e scientifici, dal comitato scientifico che ci dica se si può partire e in che modalità partire. Dopodiché intorno a questo se il comitato costruire. scientifico dice no, non siamo ancora pronti, quindi cosa succede? Questo è questo una bella a Marzolo domanda. cosa succede? No, perché io ho capito, mi sembra magari di essere anche antipatico una domanda, però io volevo solo sapere una risposta, dare ai nostri telespettatori e genitori cosa succederà. Beh, io qui dentro ho il vantaggio qui dentro e in collegamento ho il vantaggio di non dover prendere decisioni di questo tipo, per cui sono anche contento che le debba prendere. Però lei cosa farebbe? No, secondo me c'è un problema di metodo, lungi da me l'idea di avere qualunque soluzione in tasca. Cioè, primo stabilirei un principio per cui i gradi di scuola non sono tutti uguali, cioè il problema delle superiori è un altro mondo da quello dell'infanzia o della primaria, anche con riferimento all'equilibrio tra le due funzioni che la scuola svolge, perché la scuola svolge una funzione di contenimento, accudimento dei piccoli, dei meno piccoli, ma anche dei grandi in un certo modo, ed è una funzione sociale legittima, per carità, non dovrebbe essere la prima, non dovrebbe essere la principale, ma non è mica che vada male pensare, cioè la domanda dove metteremo i nostri figli quest'estate ed eventualmente soprattutto anche per i campi estivi, centri estivi. Però c'è anche a maggio e c'è anche a settembre, cioè non è una domanda che sia sbagliato porre anche rispetto alla scuola, perché c'è una funzione sociale di contenimento, di livello base proprio, e poi naturalmente c'è una funzione della scuola che è educativa e di formazione e di istruzione. Questi due livelli ovviamente convivono nella normalità, o meglio ha prevalso di gran lunga il primo per molti decenni, perché le scuole, se adesso le guardiamo, lei lo accennava prima, non sono dei luoghi di formazione, istruzione e promozione delle persone. I muri delle scuole, gli ambienti, l'arredo sono muri e arredi pensati per contenere le persone nel minor spazio possibile, col minor dispendio di energie possibile e di risorse possibili, perché questi banchetti messi nelle aule non sono certo luoghi di promozione umana, però fa la sua funzione. Allora dico, questo equilibrio tra le due funzioni è molto diverso tra la primaria e una scuola superiore, perché puoi lasciare a casa in didattica a distanza più a lungo, con meno sensi di colpa rispetto alla società, dei ragazzi di 16-17 anni, non puoi continuare a lasciare a casa dei bambini di 4-5 anni. Quindi il primo punto secondo me è che si deve smettere di parlare di riapertura delle scuole, ma bisogna fare un discorso distinto per gradi di scuola e per età. L'altro punto è, lo dico con molta prudenza perché capisco che può essere frainteso, che c'è un calcolo del rischio e dei costi, cioè a rischio zero, come si è detto per un periodo, rientreremo a scuola solo quando i nostri bambini, non esiste. Allora quello scenario che era tranchant di dire noi rientreremo quando il rischio sarà zero, non c'è più, ci vuole qualcuno che ci dica qual è il tasso di rischio accettabile. È questo che io sto chiedendo. E poi c'è un problema di costi, perché c'è un costo sulla nazione in termini di sviluppo della mancata istruzione, della mancata formazione dei ragazzi. Questo è un costo sommerso, latente, che non viene calcolato, ma che è poderoso, cioè ci sono fior di studi sull'incidenza sul PIL
di alcuni punti di incremento sugli OCSE Pisa. Li teniamo a casa, ma sappiamo che stiamo impoverendo a lungo termine la nazione. Ovviamente. Io sono d'accordo e mi ripeto, sono d'accordo con lei, con la signora Donat-Zan, che è un problema perché dopo la sanità e la scuola, anzi prima anche la scuola è importantissima, però io sto chiedendo a tutti voi una soluzione, non un ragionamento che condivido in tutto e per tutti, perché io sono perfettamente, credo come tutti, d'accordo, però la gente, io vi chiedo e insisto in questo, il tavolo, quello che diceva la signora prima, ci mettiamo sul tavolo e ragioniamo cosa fare in virtù di tutto questo. Gli scienziati mi sembra di aver capito e intuito che sono molto restii a riaprire le scuole. In virtù che sono restii, cosa si farà? Quanto si attenderà perché prendano una decisione? Perché non la prendono? Quanto ci vorrà? E questa è la domanda che io faccio e che il telespettatore, il genitore a casa vorrebbe avere una risposta, perché siamo tutti d'accordo nei concetti economici, strutturali, delle scuole, di trasporti, di quello che avete detto voi, della socialità, siamo tutti d'accordo, io per primo. Se posso aggiungere una frase, non sono gli scienziati che possono decidere il tasso di rischio accettabile. Il tasso di rischio che va assunto è un lavoro dei politici, cioè finché i politici guardano al comitato scientifico e chiedono qual è la soglia, il comitato scientifico non può dare una risposta perché non è il loro mestiere. È una responsabilità che della politica. Difficile. Vado dal direttore Amarilli e voglio sentire anche lui, visto che è una scuola molto importante per quanto riguarda la città di Padova, che è una scuola tra l'altro che si impara molto bene anche l'inglese, dunque l'International School di Padova. Allora, come state vivendo questo momento nella vostra scuola, direttore, e soprattutto dopo quello che abbiamo sentito, cosa succederà anche da settembre a ottobre, quando riprenderanno le scuole? Se vi siete fatti un'idea, se avete delle proposte. Beh, di nuovo buonasera Giorgio. Allora, noi abbiamo voluto fare di necessità virtù. È chiaro che naturalmente quella che è una necessità dobbiamo trasformarla in opportunità, però deve essere una situazione temporanea, perché la scuola è soprattutto aggregazione, è crescita, è confronto, e ho sentito i miei insegnanti anche oggi pomeriggio, la scuola fisicamente manca e perciò dovremmo trovare una soluzione. Io la soluzione non ce l'ho, ascolto, ci sono pareri molto più autorevoli dei miei, però è chiaro che dovremmo adeguarci a quello che decideranno e noi siamo pronti a tutto, sia la distanza sociale, io ho anche spazi molto importanti, però è fondamentale ripartire al più presto, perché la scuola in sé per se stessa manca molto, ma non può essere una soluzione temporanea, il discorso può essere un'opportunità da affiancare la didattica a distanza. Però la scuola deve essere scuola, obiettivamente, con tutti i suoi difetti, tutti i suoi pregi, dove si cresce, dove naturalmente ci si confronta, dove i ragazzi si rafforzano di carattere, dove crescono praticamente. Ecco, però nel ragionamento che ho sentito anche dall'assessore Donat-Zan, sono importanti tutte le cose, mi sembra anche di ripetermi, perché anche la socialità, perché prima ho detto si può ovviamente studiare a distanza, visto che oggi la tecnologia permette anche questo, però io chiedo a tutti voi ovviamente se qualcuno ha un'idea di trovare questa benedetta soluzione, perché poi alla fine se gli studi scientifici, gli scienziati, i virologi, chi più ne ha più ne metta, che sono importantissimi, dicono guardate che è pericoloso, la politica non vuole prendersi la responsabilità perché ovviamente c'è la paura che questo virus crei ancora più problemi, perché ho sentito lunedì anche questo, che potrebbe ritornare con l'inverno, potrebbe ritornare questo coronavirus, ne sto sentendo di tutti i colori che non ci capisco più nulla. Mi domando, la scuola, che ha un ruolo importante nella vita odierna, deve prendere una decisione. Ecco quello che chiedevo all'assessore Donat-Zan, presidente Amarilli, che la scuola, lo Stato, chi per esso, deve prendere una soluzione, o che piaccia o che non piaccia, ma qualcuno deve far pur studiare questi ragazzi, o a casa in mancanza di socialità, augurandoci in un tempo breve, o a scuola riducendo le persone nelle aule, o trovando una soluzione, che vadano in bicicletta accompagnati dai genitori, però deve trovare la soluzione. E mi sembra di capire, direttore, non so se è quello che ha capito anche lei, che questa decisione, che questa sera da questo inizio trasmissione non sia stata presa, e poi mi taccio perché dovete parlare voi, io dovrei fare solo le domande. Quello che ha spiegato l'assessore Donat-Zan io condivido in pieno, semplicemente perché
la decisione la deve prendere la politica. Noi ci adeguiamo, noi non possiamo prendere decisioni. Noi non lo possiamo prendere perché praticamente non abbiamo gli strumenti. Noi possiamo dare dei suggerimenti per quanto riguarda la didattica, su quante ore, su come alternarla, se magari dimezziamo le classi, se mettiamo il distanziamento, se alterniamo, come ha detto la collega, però le decisioni deve prendere la politica. Certo, rimane collegato ancora un po', direttore, perché ho la pubblicità, però se mi ridate dalla regia, saluto anche Marco e Claudio di regia che stanno facendo un lavoro straordinario, se rivedo la donna Zan, perché le faccio la domanda prima della pubblicità e le chiedo gentilmente se è breve nella risposta, vediamo se riesco a vederla. Assessore, mentre la inquadriamo, se lei riesce a sentirmi, la domanda è, mentre a livello sanitario sono stati decisi di aumentare le terapie intensive, di chiamare medici dall'estero, di avere un conforto da parte, una solidarietà da parte di tutti, però la decisione è stata presa. Nella scuola quanto ci vorrà perché venga presa una decisione, secondo lei, a livello politico, a livello scientifico? E questa è la domanda che rompo io per sapere la risposta, in maniera molto semplice poi. Sì, ma guardi, io sono dell'idea, come ha detto il Preside, che sia la politica a dover dare indicazioni e quindi non a caso sulle scuole della formazione professionale, per quanto riguarda la Regione, io, come vi ho detto, sono e stiamo organizzando per il recupero che si dovrà fare a giugno, a maggio, quando però, e questa è una condizione che non è una forzatura politica, perché vedete, se un comitato scientifico vi dice e dice a noi non è possibile rientrare, non è possibile usare i mezzi pubblici, è chiaro che non è possibile rientrare a scuola, significa che io politico, siccome voglio far rientrare, dico bene, mi dici come si può rientrare, perché vede, la domanda sbagliata è: rientrano tutti nello stesso momento, come ho detto prima, non torna come prima. Magari dovremmo far tornare 3 classi su 10 un giorno, altre 3 il giorno dopo, altre 3 il giorno dopo e poi magari se ne troverà una alla fine da sola. Ci sono modalità diverse se il tema è quello del distanziamento. Ci sono modalità diverse se il tema è quello e saranno i problemi di organizzazione di entrate e uscite. Ci sarà da conciliare le esigenze anche dei docenti, perché mica possiamo pensare che non si possa fare un ragionamento con i docenti di disponibilità, di flessibilità, dove magari le classi vengono divise. Siccome abbiamo derogato già al quadro orario ed è una scelta politica, si deve trovare la modalità per entrare. La domanda sbagliata è: dovete decidere. Certo che decido, guardi, io decido di sicuro, ma la decisione non è fatta apro, chiudo. Devo sentire i docenti, devo sentire le esigenze delle famiglie, devo far coincidere un rischio sanitario sostenibile, perché come ho detto e concordo, non esiste rischio zero, non esiste rischio zero. Ma se ti dicono non è possibile rientrare a scuola, non puoi violare la legge, io sono donna di ordine e di disciplina. E infine, mentre per la scuola della formazione professionale, ancorché distanza e sicurezza me le dirà la parte sanitaria, ma poi decido io, per le scuole dello Stato non posso farlo. Chiaro. Sì, ma io infatti non dico nel dire aprire o chiudere, era nel dire quello che sto ripetendo ormai più volte fino alla noia, che qualcuno prenda una decisione, indipendentemente quale essa sia, però che sia ovviamente la migliore, ma che prenda una decisione, tutto qui, in un modo o nell'altro, con tutte le problematiche giustamente... In effetti è già presa una decisione, mi permetta, stanno andando a scuola, si sta facendo formazione a distanza, la decisione c'è, non è che siamo a casa no, giusto. Limbo. C'è un problema adesso, quando riapriranno di più le attività produttive, avremo dei minori, molto minori, più piccolini, che non potranno stare a casa, quindi che cosa facciamo? Io ho un'idea, ma non posso decidere io. Me la dice? E vado in pubblicità dopo. Ma io credo che se il tema sarà quello del distanziamento sociale si dovrà organizzare per fare in modo che le classi delle scuole elementari siano il più possibile separate, cioè la classe dovrà essere dimezzata o divisa in 3, si dovrà ragionare di mattino e pomeriggio
dovranno aiutare gli insegnanti ad avere un irrobustimento anche della loro forza, perché non è che possiamo farli lavorare 20 ore su 24, stanno già lavorando molto. Queste sono le proposte che facciamo. Certo, state chiaro, noi andiamo in pubblicità perché ho già sforato non di poco nella prima pubblicità, però avete capito il tema è molto interessante e già gli argomenti che abbiamo discusso poi meritano un approfondimento. Noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi, a tra poco.